Ciao a tutti, bentornati sul canale di Ciao Mamma Vado In. Oggi vi portiamo a Jesolo in bici. Mi raccomando, se i video vi piacciono lasciate un like, condividete, iscrivetevi al canale e seguiteci su tutti i social. Cosa serve per andare a Jesolo in bici? Serve? Una bici, Una bici? Cosa avevamo noi? Due bici, due bici, due bottiglie d'acqua, una pompetta per gonfiare le ruote in caso di foratura, un po' alternativa, diciamo non proprio pratica, una felpa perché i pantaloncini corti il 28 febbraio non ci sembravano sufficienti. E cosa dovete portarvi voi? Beh, tutte queste cose sicuramente. sicuro. In più, se avete due stabilizzatori per le videocamere, portateli, ma tanto non li userete perché li dimenticherete nel portapacchi della bici. Non preoccupatevi, portate cose in abbondanza, tanto il vostro compagno le porterà sempre al posto vostro. Non è vero. E Sei bugiardo. non farete nessun tipo di fatica, la farà tutta lui al posto vostro per i 56 km di lunghezza della pista ciclabile. Ti pagano per dire ste stronzate? Non è vero, sei cattivo, non mi hai portato lo zaino. Me l'hai portato, Te l'ho portato tipo per gli ultimi 10 chilometri. Sì. Pinocchio, No. sei un Pinocchio. Già. Da dove inizia il giro? Prego, signorina. Il giro inizia in centro a Treviso, dove c'è la Restera. La Restera. La Restera. Perché mi interrompi mentre parlo? Perché dici stronzate, amore? Dillo tu allora. No, dillo tu. No, dillo, dai. Adesso lo dici No, tu. dillo, dai. Adesso Dai, lo che dici sta andando avanti il video. Ciuccia. Dai. Hai la penna in Non faccia, si vede, amore. Maggie, dai. Questa strada serviva per portare... Questa strada serviva a portare le barche, i burci. Se portavano le barche sulla strada? Sì, prima di metterle in acqua, non è che le costruiscono dentro l'acqua ste cazzo di barche. Oh Gesù. La Restera era una strada rialzata sul Sile che serviva un tempo per il trasporto delle merci e per accompagnare i barconi lungo il fiume. Noi l'abbiamo seguita da Treviso, zona Fiera, e via verso Silea e oltre Casier, Quarto d'Altino, Porte Grandi, Caposile e infine Jesolo. La pista ciclabile è di recente realizzazione ed è chiamata Greenway del Sile. È vero, ha ragione. Certo che ho ragione. Devi infilarmi delle cose nel naso ogni video. 3, 2, 1. Buona visione. Siamo in procinto per iniziare la Greenway Treviso-Jesolo, io e la nostra mitica Maggie. Siamo sul put di Treviso dove inizia la Restera. Questo è il punto di inizio ufficiale. E ci sono le papere. Ci sono le papere, esatto, dovrebbero essere all'incirca 50-55 km per arrivare a Jesolo. Fa molto freddo, è il 28 febbraio E siamo in treno. e siamo in tenuta sportive giornate. Siamo al cimitero dei Burci e quelli sono i Burci. Questo fa parte del parco naturale del Sile e ci sono le campane e i cigni, le tartarughe, le barche E le nutrie. e le nutrie. Sì, Tante. tante nutrie. E è molto bello, è molto naturale. Cicli a mano. E le bici bisogna portarle a mano in questo pezzo e basta. I burci sono i resti di queste imbarcazioni molto grandi che venivano usati nel passato per il trasporto di merci lungo il fiume Sile. No, sta andando sotto. Piccolissima parentesi, all'osteria al Sile
al porto di Casier si beve il miglior vin Brouet che io abbia mai assaggiato. Quindi andateci subito, ora. A me non l'ha mai offerto però. Fai un ciao! Il percorso termina ufficialmente alla Torre del Caigo, che si trova proprio all'inizio di Jesolo. Che non abbiamo visto. Che non abbiamo visto perché non c'è, e se c'è diteci dov'è perché non l'abbiamo vista. O è talmente caigo che non si vede, neanche nelle giornate limpide. Esatto, ma ufficiosamente si può proseguire fino a Jesolo Lido o anche fino a Cavallino Tre Porti, vicino al faro. Per noi è stato sufficiente arrivare a Jesolo Lido e per tornare indietro ed evitare di rifarci i 55 km in bicicletta abbiamo preferito fare una piccola deviazione da Caposile fino a San Donà di Piave e da lì prendere un treno per il ritorno. Che comunque sono altri 20 km. 25 km. Una cosa importantissima per la realizzazione di questo percorso nelle condizioni migliori è la sella. Comprate pure quella da 83 euro su Amazon, bella. B17 Brooks, considerata da molta gente la miglior sella per viaggiare in bici. Una cazzata! Racconta com'era il tuo fondoschiena alla fine di questa... No, raccontalo tu. Beh, molto peggio del mio. Io ho comprato una bellissima sella a 6 euro dai cinesi, bella morbida, che sembra di stare in poltrona mentre vai in bici. E il giorno dopo avevo i fiorellini nel culetto.
Come ti senti? Maledetta quella volta. Stanca.